Ultima parte di 7 in punto, sempre con la lista L'Altro Veneto Ora Possiamo. Conosciamo un altro candidato della provincia di Padova, in questo caso invece Spartaco Ritiello. Buona giornata. Buona giornata a voi. E ben trovato. Formazione da biologo? Formazione da biologo e poi ho sempre lavorato con l'audiovisivo e a un certo punto ho cominciato a pensare che era importante trasmettere questo tipo di conoscenze e di abilità anche non solo agli specialisti del settore, e quindi ho cominciato a proporre dei corsi nelle scuole per insegnare appunto le basi, diciamo, del linguaggio e della comunicazione audiovisiva, cosa che sono riuscita a fare per un certo tempo, insomma, con un certo successo. La politica è una passione di lunga data? La politica è una passione di lunga data, da giovane, diciamo, ero attivo con i movimenti studenteschi e con movimenti che c'erano negli anni 70. Dopo ho deciso, c'è stata un po' una crisi, diciamo, di questi movimenti negli anni 60 e personalmente avevo deciso di non fare politica attiva nel senso tradizionale, ma di cercare di agire sul profondo, perché c'è la necessità di sviluppare le capacità di partecipazione delle persone. Purtroppo noi veniamo da 2000 anni di storia imperiale, di dominazione, dove la partecipazione dal basso, diciamo, è sempre stata non favorita, ecco, quantomeno, se non... E costruire una democrazia su queste basi è un percorso lungo. Noi abbiamo cominciato, diciamo, fondamentalmente, insomma, in realtà dopo la Resistenza, a costruire una democrazia, una società realmente democratica, ma per costruire una società realmente democratica bisogna formare cittadini che siano in grado di partecipare realmente. I temi che sono più nelle sue corde sono ambiente, l'agricoltura in particolare. Come si può applicare appunto un'attività all'interno della Regione Veneto? Cosa proponete? Beh, agricoltura adesso, parlare di agricoltura vuol dire cambiare quello che è il paradigma attuale dell'agricoltura. L'agricoltura in questo momento è un'agricoltura di tipo industriale. Industriale vuol dire che risponde a criteri puramente economici, che non sono dettati dalle esigenze immediate del territorio, ma sono dettate da logiche che a questo punto sono diventate transnazionali. Lo dimostra appunto il grande peso che hanno le multinazionali dei fitofarmaci, dei semi, nel determinare le politiche agricole, diciamo, a livello globale. E quindi è essenziale recuperare un controllo a livello locale di quello che produciamo per nutrirci, perché questo è l'unico modo, diciamo, che abbiamo per poter tornare a un rapporto umano, come dice Don Albino, che in questo momento sta facendo lo sciopero della fame su questi temi, Don Albino Bizzotto, a tornare ad avere un rapporto umano con la terra, perché noi della terra ci nutriamo, noi esistiamo perché esiste la terra, diciamo, e non possiamo imporre logiche che non sono logiche naturali, non sono logiche, io da biologo, diciamo, questo lo vedo bene, insomma, non possiamo imporre logiche industriali, logiche produttive, logiche commerciali alla produzione di cibo e al mantenimento del territorio, perché naturalmente ormai il nostro territorio è un territorio che è antropizzato quasi al 100%, diciamo, siamo noi che decidiamo come l'assetto del territorio e dovremmo deciderlo tenendo conto non degli interessi economici, non delle logiche economiche, ma delle logiche
naturali per cui questo vuol dire concretamente sviluppare tecniche di agricoltura biologica, ma si può andare anche oltre, diciamo, l'agricoltura biologica. Per fare questo serve conoscenza, serve molta conoscenza, serve che gli agricoltori e i consumatori si riapproprino di una conoscenza che è stata espropriata dal mercato in questi 50 anni, ultimi 50 anni, diciamo. Questo. Ecco, nei 2 minuti che mancano alla nostra chiacchierata, di quello che ha fatto la Regione fino adesso bisogna capovolgere tutto o c'è qualcosa che si può salvare? Ma in quest'ottica appunto di quello che in quest'ottica ci sono stati gli ultimi interventi che abbiamo presente della Regione, per esempio, è l'impianto dei vigneti DOC nella zona pedemontana, che è un'operazione che va contro questo tipo di logica, cioè pensare che l'agricoltura debba produrre per l'esportazione è una cosa che io direi non sta né in cielo né in terra, perché bisogna primariamente rispondere ai bisogni di chi abita. Ovviamente non ha senso che noi abbiamo prodotti agricoli che esportiamo e poi dobbiamo importare oltre il 50% di ciò che mangiamo. Questa è una cosa che non ha senso. Ha senso ovviamente per chi commercia, per chi da questi grandi spostamenti di cibo e di capitali trae profitto, ma certo non è una cosa che favorisce il cittadino e sicuramente non favorisce, anzi danneggia pesantemente l'ambiente. E quindi c'è molto, insomma, quindi c'è molto da fare sicuramente. Certo. Grazie dunque a Spartaco Vitiello, candidato per l'Alto Veneto Ora Possiamo. Buona giornata. Grazie. Tra poco l'ultima parte, 7 punto, l'ultimo candidato.